Parliamo di scherma. Punto alla rovescia per il trofeo Città di Vittorio Veneto, gara squadre miste di spada, categoria assoluti, Coppa Springo, che si terrà sabato 5 luglio a Vittorio Veneto. E per parlarne più diffusamente abbiamo in collegamento Simone Sardegno, maestro responsabile di scherma Vittorio Veneto. Innanzitutto, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi. Allora, per quanto riguarda il trofeo che si disputerà appunto sabato, quante saranno le squadre coinvolte in questa manifestazione? Allora, noi sabato avremo 16 squadre provenienti da tutta Italia. Quest'anno abbiamo un po' alzato il numero delle squadre partecipanti rispetto alle 8 dello scorso anno e fortunatamente ecco, siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati delle 16 squadre. Quindi un trofeo di una certa rilevanza, insomma, a livello interregionale che va al di fuori dei confini del Trevigiano, del Veneto in particolare. Assolutamente sì, noi avremo atleti che vengono dalla Lombardia, dal Friuli, dal Trentino e dall'Emilia Romagna e anche dal Lazio, quindi sì, una competizione insomma che è stata diffusa un po' su tutto il territorio nazionale. Dicevamo che la specialità, o meglio la disciplina, è la spada con squadre miste maschile e femminile. Esatto, sì, la disciplina sarà la spada e questa gara diciamo si differenzia un po' dalle altre per la formula un po' particolare, ecco, e quindi questo insomma permette agli atleti di svolgere una gara un po' diversa dal solito, ecco. Da che punto di vista, soprattutto? Allora, di solito appunto le gare a squadre si svolgono con una formula a staffetta e quindi praticamente ogni volta che entra un atleta dopo l'altro si somma il punteggio dei singoli match. Nel nostro caso invece sarà una formula a vittoria, che era quella che si utilizzava un po' tempo fa, negli anni 80-90, e quindi praticamente un incontro si compone di 8 match e vincerà l'incontro la squadra che vince i 5 match. E non sarà l'unica peculiarità di questo trofeo perché non sarà disputato in un edificio, bensì nel centro storico di Serravalle, appunto a Vittorio Veneto, precisamente in Piazza Minucci. Esatto, sì, questa diciamo è una cosa a cui teniamo molto, ecco, il fatto di avvicinare un po' la scherma anche al territorio e quindi appunto disputeremo la finale terzo posto e la finale primo posto in Piazza Minucci a partire dalle 19, ecco. Quindi l'accesso per il pubblico sarà assolutamente libero per gli Assolutamente, non spettatori, diciamo. serve, esatto, non serve nessuna prenotazione, l'ingresso è gratuito e avremo anche uno stand dove si potrà provare la scherma, ecco. Ecco a riguardo, quanto è sentita la scherma a Vittorio Veneto, per quello che potete vedere come scherma a Vittorio Veneto? Bah, noi vediamo appunto che negli ultimi anni c'è stato un avvicinamento importante alla nostra disciplina. Attualmente contiamo 60 tesserati agonisti, che quindi ecco, è un buon numero. E questo probabilmente grazie al fatto che noi ecco, cerchiamo di far praticare la scherma a tutti, quindi offriamo corsi per tutte le fasce d'età e anche per tutti i livelli di esperienza. Ecco, quindi questo ci ha permesso di avere un ampio target di persone a cui rivolgerci. Quindi per sabato vi aspettate, nonostante il caldo che purtroppo ci attanaglia, vi aspettate un certo pubblico, ecco. Assolutamente, lo scorso anno avevamo più di 200 persone in piazza e quest'anno ecco, speriamo di superare abbondantemente quel numero. Sicuramente organizzare un trofeo di questa portata sarà un onore, ma anche un onere. Che cosa significa, ecco, organizzarlo in termini di risorse, in termini di organizzazione, insomma, globalmente? Allora, sicuramente è una gara molto particolare e quindi appunto ha richiesto ecco, un impiego di risorse molto importante, sia dal punto di vista economico che proprio dal punto di vista di risorse fisiche. Io ci tengo ecco, a ringraziare un po' tutto il gruppo di lavoro che sta seguendo la gara e abbiamo delle persone che si sono attivate in modo importante ecco, per cercare di svolgere l'evento nel modo migliore possibile
e quindi sicuramente ecco, gran parte del merito va a questo grande gruppo di lavoro che alla fine è formato poi da genitori un po' della nostra società che si sono resi disponibili ecco, a dare una mano. E poi sicuramente ecco, un ringraziamento va anche un po' alla Federazione Italiana Scherma per averci dato il patrocinio e al Comune di Vittorio Veneto e al CONI provinciale e regionale. Dicevamo, questa è la seconda edizione del trofeo. Rispetto alla prima, rispetto a quello che avete potuto vedere, imparare anche, quali novità, quali differenze ci saranno? Allora, innanzitutto il fatto che appunto avremo le 16 squadre, quindi sarà una competizione con una quantità di atleti maggiore. Avremo atleti appunto che hanno partecipato anche alle finali degli ultimi campioni italiani, quindi il livello sarà anche molto alto. E come novità appunto avremo anche un'esibizione di scherma storica e di spade laser durante appunto le finali. Questo insomma per far vedere un po' la scherma a 360 gradi. Quindi sarà, oltre che sport, anche un vero e proprio spettacolo. Assolutamente, ci teniamo ecco, a questo punto perché è importante ecco, che la gente magari non esperta di scherma veda un po' nel suo complesso quello che è il nostro sport e quindi abbiamo cercato di rendere l'evento insomma più ampio possibile. Chiarissimo. E dunque, per averci parlato del trofeo città di Vittorio Veneto, che ricordiamo si terrà sabato con inizio delle finali a partire dalle ore 19 in piazza Minucci a Vittorio Veneto, ringraziamo volentieri Simone Sardegno, maestro responsabile della scherma Vittorio Veneto, per essere stato con noi. Grazie a lei, grazie, buona serata.